Attacca i piccoli frutti, mirtilli, uva e soprattutto ciliegie fino a comprometterne gran parte della produzione. La Drosophila Suzuki è un moscerino di importazione in Italia che ora, grazie ad un progetto autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, si cerca di combattere con un antagonista naturale, il Ganaspis brasiliensis. La sperimentazione viene eseguita in collaborazione tra l'unità operativa del Servizio Fitosanitario del Veneto e il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. L'unità operativa fitosanitario della Regione del Veneto partecipa al Piano Nazionale di Difesa Integrata contro il moscerino dei piccoli frutti, Drosophila Suzuki, tramite il rilascio in ambiente dell'antagonista naturale Ganaspis brasiliensis. Siamo al secondo anno del progetto e per questo secondo anno di attività l'azione della Regione del Veneto si estenderà in una cinquantina di siti di rilascio in corrispondenza delle zone cerasicole più importanti del Veneto e di allevamenti di piccoli frutti, spingendosi fino anche a delle zone di pianura. Questo è reso possibile anche dal fatto che quest'anno l'allevamento del Ganaspis brasiliensis si tiene lungo i laboratori del Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Verona. La normativa italiana fino al 2020 non consentiva il rilascio di organismi alloctoni in ambiente, quindi di organismi alieni. Dal 2020 invece questa possibilità si è aperta, previa però un'attenta analisi del rischio per l'ambiente e per gli organismi autoctoni, diciamo dell'effetto che questo organismo alieno potrebbe avere sulla fauna e sugli organismi autoctoni, e anche previa valutazione economica ed ambientale. Le sperimentazioni condotte nel 2021 hanno dato degli esiti positivi, dimostrando che il rilascio di Ganaspis brasiliensis in ambiente non ha creato danni alla fauna locale. Durante il mio dottorato in parte seguirò il progetto di rilascio di Ganaspis brasiliensis quale agente di lotta biologica classica. In questo progetto sto portando avanti l'allevamento dell'antagonista naturale Ganaspis brasiliensis e per far ciò è necessario portare avanti, allevare anche il fitofago Drosophila Suzuki. In queste gabbie allevo Drosophila Suzuki tramite una dieta artificiale e successivamente utilizziamo gli adulti di Drosophila Suzuki per infestare dei mirtilli. Questi mirtilli infestati verranno offerti al nemico naturale Ganaspis brasiliensis, il quale riuscirà a rilevare le larve ovideposte all'interno dei mirtilli e di conseguenza parassitizzarle. Le larve di Drosophila Suzuki parassitizzate daranno vita a dei nuovi individui di Ganaspis brasiliensis, i quali contribuiranno al controllo biologico del moscerino. In questo progetto verranno effettuati per ogni sito 3 rilasci e in ciascun rilascio verranno appunto lanciati 100 maschi e 100 femmine di Ganaspis brasiliensis e verranno ripetuti per 3 volte. Questi rilasci verranno effettuati in aree non trattate con prodotti fitosanitari in maniera tale da preservare il parassitoide. I rilasci verranno effettuati quindi in siepi e in boschi dove sono presenti delle specie vegetali su cui Drosophila Suzuki può nutrirsi. Ganaspis brasiliensis, dagli studi in letteratura, risulta essere un parassitoide molto specifico su Drosophila Suzuki e proprio per questo è stato scelto come candidato migliore per questo progetto. Queste sono delle pupe di Drosophila Suzuki parassitizzate da Ganaspis brasiliensis. Si può notare come le pupe parassitizzate hanno una colorazione più scura, la quale indica la presenza all'interno della pupa del parassitoide. I parassitoidi li nutriamo con del miele che funge da fonte di carboidrati. In queste vaschette mettiamo i mirtilli su cui Ganaspis brasiliensis ha già effettuato la sua azione di parassitizzazione nei confronti delle larve. Dopo circa 28 giorni dal momento in cui Ganaspis brasiliensis ha parassitizzato le larve, iniziano a spuntare i primi adulti
Questa è una gabbia di allevamento di Drosophila Suzuki, la nutriamo con una dieta artificiale preparata con farina di mais e altri ingredienti, serve come substrato alimentare ma anche come substrato su cui gli adulti di Drosophila Suzuki ovidepongono le loro uova. Qui siamo nei sotterranei di Villa Lebrecht, è necessario l'isolamento del nemico naturale per poterlo controllarle. E l'allevamento viene fatto in celle dove controlliamo tutti i parametri vitali, quindi la luce, la temperatura e l'umidità, in un ambiente confinato per evitare anche la possibilità di contaminazione all'esterno, essendo un organismo che non è presente ancora nelle nostre condizioni. Il parassitoide viene ottenuto da mirtilli che sono stati infestati dalla Drosophila Suzuki. Questo è Drosophila Suzuki che viene appunto allevata su mirtilli. Noi utilizziamo i mirtilli perché è una frutta che è presente tutto l'anno, anche se sappiamo che Drosophila Suzuki in Veneto i maggiori danni sono sul ciliegio, e dalle larve che sono deposte dai mirtilli successivamente noi alleviamo il parassitoide, la Ganaspis brasiliensis. Dal laboratorio Rilascio nel Bosco, Amarostica, zona della produzione delle ciliegie a marchio IGP. Abbiamo visto che ha liberato degli insetti, ci spiega cosa ha fatto? Abbiamo rilasciato degli individui di Ganaspis brasiliensis, che sono dei piccoli imenotteri parassitoidi. Le femmine di questo insetto vanno alla ricerca sui frutti di larve di Drosophila Suzuki, al cui interno deporranno le uova. Queste uova si svilupperanno e daranno luogo allo sfarfallamento di altri individui del parassitoide invece che individui di Drosophila Suzuki, che è l'insetto che vogliamo combattere. Perché avete scelto questo posto e nel bosco, cioè lontano da una coltivazione? La scelta ricade nel fatto che Drosophila Suzuki la maggior parte del tempo durante l'anno la trascorre a spese di numerose piante selvatiche e non di specie coltivate, quindi in questo momento abbiamo deciso di rilasciare in questa bordura perché abbiamo le more che iniziano a maturare, abbiamo il sambuco e come vedete qua abbiamo del tamaro in piena maturazione, quindi troverà un sacco di Drosophila su cui svilupparsi. Quali sono le prossime azioni di questa che è una sperimentazione? Ok, in questo periodo stiamo facendo numerosi rilasci, ma in parallelo sia prima dei rilasci che a seguito dei rilasci facciamo dei monitoraggi, quindi campioniamo frutta ospite per vedere quanta Drosophila Suzuki c'è e per vedere sia gli altri parassitoidi naturali ma anche vedere l'insediamento dell'insetto che stiamo rilasciando, appunto Ganaspis brasiliensis. Questa è una sperimentazione che nasce come e a che fase è arrivata? Questo è un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Veneto al fine di rilasciare nelle province venete, nei principali areali di coltivazione della frutta, questo antagonista naturale che è stato prelevato nell'areale di origine qualche anno fa, che è stato posto in studio dalla Comunità Europea, a cui noi abbiamo partecipato nella fase di valutazione del rischio, e che dall'anno scorso stiamo cercando di rilasciare nelle province venete. Con quali risultati già si possono vedere? Perché appunto nella conversazione con i produttori si parla di risultati efficaci tra 4-5 anni. Sì, allora noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione a produrre e ad allevare questo insetto in Veneto nel maggio dell'anno scorso. Quindi questo per noi è un grosso risultato, quindi siamo autonomi come regione nella produzione di questo antagonista naturale e lo stiamo rilasciando secondo appunto un protocollo di ricerca e come dice lei però ci vorranno almeno 4-5 anni affinché riesca ad controllare in maniera integrata con tutte le buone pratiche agronomiche questo fitofago dei piccoli frutti.
Lei parlava appunto di necessità di integrazione con altri metodi, perché comunque i danni fatti dalla drosofila sono ingenti, significativi. Solo su ciliegio si parla di €500.000 all'anno indicativamente, quindi senza pensare e parlare di mirtillo che viene coltivato in Veneto, ma anche uva rossa che viene destinata all'appassimento. È chiaro che l'antagonista da solo non riesce per la complessità che abbiamo delle nostre produzioni e quindi è necessaria un'integrazione con tutte le pratiche agronomiche, ma anche l'utilizzo di insetticidi selettivi proprio per in maniera integrata contenere la Drosophila Suzuki. Perché si fanno i lanci in piena estate, quando magari è in fase di raccolta del prodotto? Allora, questo periodo è in realtà intermedio tra il ciliegio, i piccoli frutti e l'uva. In queste situazioni naturali, proprio per evitare che queste prime immissioni vengano a contatto con gli insetticidi che normalmente vengono fatte durante la stagione produttiva. Agosto perché gli insetticidi su ciliegio non essendoci più la frutta non ci sono e devono ancora iniziare i trattamenti insetticidi sull'uva. E quindi in questo, proprio dal punto di vista integrato, si cerca di metterlo in queste situazioni di naturalità e assenza di sostanze chimiche. Per avere dei primi risultati di questo lancio, quanto tempo ci vuole? Perché è la larva del parassitoide che va a intaccare la larva della drosofila, quindi ci sono più passaggi, non c'è una alimentazione diretta, chiamiamola così. Esattamente, quindi noi adesso andremo indicativamente tra un mese per valutare l'azione di questo primo lancio e poi un successivo in base ai risultati di questo primo monitoraggio tra un altro mese, quindi indicativamente per 60 giorni e poi i primi veri risultati li abbiamo nella primavera successiva, quindi dando tempo al parassitoide di fare più generazioni sull'ospite. Abbiamo visto che avete lanciato una quantità che al profano sembra modica, no, di parassitoide. È una quantità sufficiente? È una quantità sperimentale? Andrebbe incrementata? La scelta anzitutto è determinata, abbiamo cercato di mettere un numero uguale di maschi e femmine in modo che appunto riescano a crearsi delle coppie per creare la progenie. La quantità è una quantità minima, è chiaro che dovrebbe essere incrementata, però noi abbiamo preferito fare molti punti su tutta la regione anziché fare pochi punti più numerosi solo su alcuni areali, proprio perché Drosophila è polifaga e colpisce tutti i piccoli frutti, ciliegio e uva. Quindi meglio una dispersione ad ampio raggio piuttosto che una dispersione in un punto massiccia. Questo fitofago è un fitofago che non colpisce l'azienda ma colpisce il comprensorio. Quindi essendo un problema ambientale è giusto distribuirlo su tutto l'ambiente. Questa è una tecnica che si usa per questo tipo di parassitoidi e questo tipo di fitofagi. Per lanciare questi animaletti, chiamiamoli così, prima però vanno allevati. Come avviene l'allevamento? Che ovviamente avviene in laboratorio, ma perché sia efficace poi nell'ambiente, perché un conto è la sperimentazione in laboratorio e un conto è l'applicazione in sito. Certo, allora l'allevamento, innanzitutto per allevare Ganaspis brasiliensis è necessario avere un allevamento di Drosophila Suzuki. La Drosophila Suzuki che alleviamo la utilizziamo per infestare dei mirtilli che verranno poi forniti al parassitoide Ganaspis, che sarà in grado di ricercare le larve deposte all'interno di questi frutti e ovidi e porci al loro interno. Dopo circa 25-30 giorni sfarfallano gli adulti di Ganaspis brasiliensis. Successivamente per i rilasci come ci comportiamo? Preleviamo gli individui di parassitoide, preleviamo 100 maschi e 100 femmine e li mettiamo all'interno dei barattoli areati e li forniamo un po' di acqua nebulizzata su un pezzo di carta con del miele in maniera tale che riescano a sopravvivere per il periodo di trasporto, diciamo. E successivamente li rilasciamo in ambiente in vicinanza di specie su cui
Drosophila Suzuki fa danno. C'è una diversità tra il parassitoide allevato in corrispondenza di un luogo piuttosto che un altro, visto che voi per allevare il parassitoide, no, prendete la Drosophila, quindi che ha intaccato dei frutti, quindi fate dei prelievi in sito e poi in laboratorio create questo allevamento. C'è una differenza, cioè magari qui avete fatto un prelievo e quindi c'è poi la liberazione dei parassiti legati all'allevamento dei prelievi fatti qui, oppure è una questione generica? Allora noi per l'allevamento utilizziamo frutta comprata, non prelevata in ambiente, quindi è frutta sana su cui non ci sono altri parassiti, diciamo, e di conseguenza non abbiamo possibili contaminazioni dall'ambiente esterno. Quindi mi verrebbe da dire che non c'è differenza tra un parassitoide allevato in laboratorio rispetto a un parassitoide allevato da frutta spontanea, diciamo. E poi in laboratorio esaminate invece quello che trovate in loco, che cosa può emergere? Esatto, allora il monitoraggio come funziona? Viene prelevata frutta su cui Drosophila Suzuki va a ovideporre e successivamente appunto viene prelevata, viene messa in incubazione, si aspetta tra i 30 e i 40 giorni e da questa frutta si va a vedere se esce Ganaspis brasiliensis oppure abbiamo due livelli di monitoraggio per cui andiamo a prelevare pupa per pupa della frutta, li isoliamo e vediamo se Ganaspis ha un'azione specifica su Drosophila Suzuki oppure su altri drosofilidi. Lei sottolineava una questione, va benissimo questa sperimentazione perché il problema esiste, però è una sperimentazione che darà dei frutti validi per i produttori tra qualche anno. Nel frattempo che cosa chiedete? Appunto, siamo 300 aziende nel nostro territorio, in 9 comuni della Pedemontana Vicentina, che sarebbe questa la zona di Marostica. E siamo preoccupati per il danno che provoca la Drosophila Suzuki, chiaramente. Quindi abbiamo anche un marchio di valenza europea, l'IGP, siamo stati i primi in Italia a ottenere questo marchio, questo riconoscimento, e ci teniamo molto a produrre un prodotto genuino, sano e di qualità. Quindi non vogliamo perdere la produzione, per questo che nel frattempo noi apprezziamo moltissimo questa ricerca, questa sperimentazione, perché se riusciamo a avere in prospettiva, dopo la sperimentazione, un risultato concreto dove si possono produrre ciliegie e anche gli altri piccoli frutti senza nessun trattamento, senza nessun pesticida, per noi è un grande vantaggio, per noi produttori e anche per i consumatori, che è l'obiettivo fondamentale, che è anche quello del marchio IGP. Bisogna produrre bene, di qualità, alzare la qualità del prodotto e tutelare i consumatori. Quindi questa ricerca, questa sperimentazione la condividiamo, fatto dalla Regione Veneto e dall'Università di Verona, la condividiamo molto. Siamo preoccupati perché i tempi, qua 10 anni fa avevamo nel Veneto 2700 ettari di ciliegio, oggi siamo scesi a 1700 circa, vuol dire che c'è una estirpazione di una quantità di piante di ciliegio e questo Drosophila contribuisce perché provoca un danno specialmente nelle varietà medio-tardive, abbiamo parecchie varietà di ciliegie. Ma la difesa integrata non vi dà una mano? Voi facevate riferimento a un particolare prodotto prima. Sì, l'Exirel ci potrebbe dare una mano alla difesa integrata, bisogna vedere che questo sia compatibile con la ricerca, con il lancio dell'antagonista. Noi dovremmo, assieme ai ricercatori, trovare una forma che ci consenta nel frattempo di andare avanti, di vivere o di sopravvivere possibilmente. Quindi la proposta sarebbe questa interessante, avanti con la ricerca e sperimentazione con l'antagonista, ma nel contempo dobbiamo aspettare diversi anni per avere risultati, che sia compatibile con l'utilizzo di un prodotto che non sia nocivo, chiaramente, perché se è nocivo non si discute, chiaramente, ma che sia compatibile con questo tipo di sperimentazione. Perché questo ci consente allora di produrre
le ciliegie sane e genuine. Nel contempo si fa questa lotta, va bene, sempre più a mio avviso frequente nel territorio. I lanci l'hanno fatto lo scorso anno una quantità, quest'anno viene aumentata, il prossimo anno sarà aumentata ancora di più, quindi trovare il modo che nel territorio vi sia questa difesa diciamo così biologica con l'antagonista che ci eviti qualsiasi altro trattamento, però nel contempo bisogna stare attenti di avere compatibilità di un prodotto sano e genuino usando la lotta, ripeto, con l'antagonista e avendo anche un prodotto comunque compatibile che ci consenta di produrre, altrimenti la realtà quale sarà? Che i produttori sterpano il ciliegio e anche altre piante e questo è un danno grande per il nostro territorio, credo per tutto, perché immaginare la zona di Marostica senza le ciliegie in fiore nel periodo primaverile, senza questo prodotto tipico, sarebbe un grosso guaio per l'economia, per il territorio, per l'ambiente, per tanti aspetti. Quanto la drosofila impatta sulla produzione? Quanto rovina le ciliegie? Allora, nei casi più estremi può arrivare anche a danneggiare di più del 50% o quasi un 80% delle ciliegie, il che sta a significare praticamente il 100%. Ovviamente questo determina poi una scelta importante da un punto di vista aziendale, quindi il dover scegliere varietà più precoci per produrre prima che arrivi la drosofila e non poter magari continuare la produzione di ciliegie anche quelle tardive e quindi dare uno spettro e una gamma temporale di produzione molto più ampia. In attesa che il Ganaspis, la sperimentazione del Ganaspis dia i risultati, come state lavorando sull'ambito della difesa integrata? Ci sono delle pratiche agronomiche che vi permettono, lei diceva appunto abbiamo investito su delle varietà diverse, ma qual è l'habitat meno favorevole alla drosofila? Sicuramente le zone collinari più esposte a sud, quindi più asciutte, non è un habitat favorevole alla drosofila. Noi come azienda siamo anche in biologico, quindi le armi che abbiamo sono veramente pochissime e quindi noi interveniamo da un punto di vista agronomico appunto con le potature, alleggerire la chioma, cercare di tenere sempre pulito il cotico erbaceo e quindi non creare quell'ambiente favorevole alla drosofila. Poi lavoriamo con le varietà precoci e il nostro obiettivo è riuscire a raccogliere prima che arrivi la drosofila. Il caldo e la siccità quanto hanno inciso sulla produzione e se hanno un'efficacia nei confronti della drosofila? Allora, per quanto riguarda il ciliegio, diciamo che la siccità è iniziata a giugno, praticamente a metà di giugno, quindi per quanto riguarda il ciliegio non abbiamo avuto problemi, anzi vorrei dire per quanto riguarda la nostra azienda è stata una buona annata. Chiaramente per le altre colture, ad esempio olivo, quello sta facendo molti danni. Ecco. Diciamo che il vantaggio della siccità è che abbiamo poca drosofila, quindi è un'arma meteorologica naturale, ecco, però a discapito poi delle altre coltivazioni. Però avete subito dei danni da altri fenomeni, se non è la drosofila è la grandine. Sì, esatto, non direttamente nella nostra azienda, fortunatamente abbiamo già dato l'anno scorso, però nelle nostre aziende vicine, nella zona di Pianezza e Colceresa, ha danneggiato parecchio. Vorrei dire quasi un 50% di danno anche sul ciliegio o la Val Brenta sull'olivo, ad esempio, anche là loro hanno avuto diversi danni. Per quanto riguarda questa sperimentazione del Ganaspis, che cosa vorreste? Che fosse intensificata oppure la vostra collaborazione con l'università è proficua? Ovvio che sono sperimentazioni, la lotta biologica ha sempre dei tempi diversi rispetto alla chimica. Sì, allora sicuramente noi siamo super favorevoli alla collaborazione e all'utilizzo di questi nuovi sistemi o sistemi naturali comunque. Chiaramente poi è anche la burocrazia che deve fare il suo iter perché non è facile poi avviare questa metodologia su grande scala, quindi a uso anche produttivo aziendale. Ecco. È un ottimo inizio e la speranza è che si velocizzi poi anche lo snellimento burocratico per favorire poi l'introduzione direttamente anche in azienda.